Cosa pensate quando vi dicono Sardegna? Sicuramente mare, spiagge, una più bella dell'altra, con una sabbia una più particolare dell'altra, con delle sfumature che non si trovano da nessun'altra parte al mondo e che purtroppo per mantenere salda l'incolumità di questi posti è necessario dover tenere a numero chiuso. Una scelta, quella di metterla a numero chiuso, che ovviamente non è dovuta al fatto di voler rendere elitarie le spiagge, voler limitare le persone che vengono a visitarle e renderle una cosa per pochi, anzi è una salvaguardia nei confronti del territorio, perché se no nel momento in cui si aprissero a tutti quanti l'ecosistema verrebbe fortemente danneggiato e di conseguenza non si parlerebbe più di quella spiaggia che tanti stanno ammirando. Lo stesso concetto, in maniera però ancora più rigida, è stato fatto con la spiaggia rosa di Budelli, una spiaggia che si trova all'interno dell'arcipelago della Maddalena, famosa per la sua sabbia finissima dalle sfumature rosate. 25 anni di divieti che però sono stati sempre violati. Sull'Unione Sarda Serena Nilliu, pagina 7, racconta quasi tutte le violazioni che sono avvenute in questi anni, e dal 2023 al 2024 è stato un assalto continuo, e non solo durante il periodo estivo, ovvero mancano delle indicazioni a mare in modo tale che le persone che arrivano in barca sappiano che in quella zona è vietato attraccare e soprattutto è vietata la balneazione. Però ecco, se una persona viaggia in un territorio dovrebbe un attimo sapere, probabilmente lo si sa, e soprattutto che in quelle aree è vietato anche fare il bagno, soprattutto perché l'ultimo episodio è stato postato su Instagram un paio di giorni fa da una turista brasiliana ben consapevole del fatto che quella spiaggia appunto era sotto vincolo e non la si poteva raggiungere, non si poteva sicuramente scendere sulla sabbia, rovinare l'arenile, prendere via anche solo con il passaggio i granuli di sabbia rosa e poi risalire sulla barca e andare via. Il sistema di sorveglianza nell'isola non funziona dal 2022 e in un periodo in cui si sta parlando tanto di assalto eolico e di danneggiamento del paesaggio sardo, viene da domandarsi se effettivamente siamo in grado di riuscire non soltanto a mettere delle norme, delle leggi che possano in qualche modo proteggere il paesaggio che ci circonda o il territorio nel quale viviamo, ma se siamo in grado soprattutto di veicolare l'amore verso quel territorio e soprattutto dare una presa di coscienza anche alle persone che vengono in Sardegna che quei territori non sono limitati per una sorta di avarizia nei confronti di chi viene a vedere l'isola, ma anzi sono una tutela per far sì che più persone in futuro possano un giorno vedere quella spiaggia. E poi comunque certo c'è il gusto del proibito, la voglia di andare a vedere un posto dove non c'è mai stato quasi nessuno, almeno così probabilmente viene raccontata, che non si può fermare. Però ecco, se anche noi non rispettiamo il nostro territorio, che ogni volta viene flagellato dagli incendi che stranamente arrivano soltanto nei mesi estivi e stranamente soltanto quando il vento arriva in una certa posizione, noi che inquiniamo notevolmente le nostre campagne che si trovano in una situazione di degrado, perché chiunque abbia fatto un po' di trekking sui monti sa che i territori della Sardegna sono pieni di spazzatura che viene lasciata tra l'altro dai sardi, dalle persone che quell'isola la abitano. Ecco, forse dobbiamo iniziare ad educarci noi e partire dal presupposto che la nostra terra deve essere amata innanzitutto non solo a parole da noi stessi, e poi il fatto che noi la tuteliamo e la rispettiamo farà capire anche agli altri quanto è importante tutelarla. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di giovedì 14 giugno. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i giornali regionali e cerca di presentarvi le principali notizie. Sono molto contento di essere riuscito a fare un'apertura che non parla di politica dopo le tante settimane in cui appunto ha monopolizzato la nostra apertura. Però ecco, le notizie che riguardano il futuro dell'isola e che comunque sono legate inevitabilmente alla politica ci sono e sono in abbondanza. Pagina 2 e pagina 3, l'Unione Sarda dedica la sua apertura alla mobilitazione che sta avvenendo per fermare l'assalto eolico, come viene definito dal giornale cagliaritano. Infatti oggi la presidente della regione Alessandra Todde incontrerà tutti i vari comitati che si battono per la salvaguardia del territorio isolano e il confronto verterà appunto sul decreto che non soddisfa in alcuni punti
tutti i movimenti ambientalisti e che adesso si trova in esame della commissione quarta e quinta. Sempre oggi alle ore 12 scadranno anche i termini per la presentazione degli emendamenti alla moratoria e di conseguenza c'è molta attesa per questo annuncio, racconta Roberto Murgia sull'Unione Sarda, con l'obiettivo di rafforzare ovviamente il decreto di legge e se possibile evitare l'impugnazione del governo una volta che avrà ottenuto il via libera dal Consiglio regionale, perché c'è anche questo rischio, ossia che la legge venga bloccata sul nascere proprio da un ricorso del governo per il famoso tema delle materie concorrenti tra Stato e Regione. E però dopo l'intesa raggiunta appunto tra Stato e Regione c'è l'idea che si arrivi a un punto di incontro che mette insieme l'esigenza di raggiungere la quota di 6,2 gigawatt entro il 2030 e anche però la tutela del paesaggio e del territorio richiesta dalla Regione. Se siete interessati sui vari punti che dovrebbe contenere questo decreto, pagina 2 sull'Unione Sarda, l'articolo a firma di Roberto Murgia. E parliamo invece brevemente di politica, stavolta lo facciamo solamente con 2 accenni all'intervista rilasciata ad Antonella Zedda, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia all'Unione Sarda, pagina 5 e a firma di Giuseppe Meloni, e poi l'articolo che trovate a firma di Paolo Ardovino sulla Nuova Sardegna, pagina 4, che parla della spaccatura interna al centrodestra, perché come detto la debacle delle ultime elezioni amministrative ha fatto sì che ci fosse una risoluzione di conti all'interno della coalizione di centrodestra, con gran parte degli alleati che hanno accusato un po' velatamente Fratelli d'Italia di aver imposto i propri candidati, mentre appunto altre forze come ad esempio il Partito Sardo d'Azione con il presidente Antonio Moro si sono lamentati che il loro movimento è stato messo ai margini. Adesso l'obiettivo però è quello di cercare di trovare un'unità, quindi quello di riuscire a guidare l'opposizione nelle varie amministrazioni comunali e anche l'opposizione, come richiesto al coordinatore regionale di Forza Italia Pietro Pittalis. Ecco, sicuramente è utile riuscire a capire un po' le dinamiche all'interno anche della minoranza in questo momento in Consiglio regionale e nei comuni di Cagliari, Sassari Alghero tra gli altri, per capire come si organizzerà il centrodestra in Sardegna in un momento tra l'altro in cui la stessa maggioranza si ritrova al governo centrale a Roma, e quale sarà il ruolo che giocherà appunto questa presenza nella capitale, con la speranza anche di avere un ruolo di interlocutore privilegiato con il governo su determinate questioni di carattere regionale. E andiamo adesso sull'apertura della Nuova Sardegna nelle pagine a firma di Silvia Sanna, che racconta il boom di supplenze all'interno delle scuole della Sardegna. Attualmente sarebbero circa 3.000 le cattedre vacanti in Sardegna che richiedono altrettanti professori e professoresse per cercare di chiudere appunto i buchi e consentire continuità educativa a chi frequenta la scuola elementare, primaria e secondaria. Attualmente le domande già presentate per le supplenze da aspiranti docenti e per i posti come personale ATA sono circa 4.000, 1.000 invece circa le domande già arrivate dall'inizio di giugno alla UIL Scuola di Sassari e Gallura. C'è stato un aumento importante delle domande di supplenza, 20% in più rispetto a 2 anni fa. Un percorso che però è ricco di ostacoli, infatti ci sono numerosi titoli e certificazioni che sono necessarie molte volte per certificare ad esempio la lingua oppure le competenze informatiche. Tutti i titoli che sono ovviamente necessari per scalare le graduatorie, ma che racconta Silvia Sanna non sono alle volte riconosciuti e che quindi alle volte non danno punteggio, ma anzi fanno spendere tantissimi soldi agli aspiranti docenti. Una scelta quella di entrare all'interno del mondo della scuola anche e soprattutto per le persone che hanno un'età media di 50 anni, un lavoro che è stato perso o che ad esempio non soddisfa più persone che però hanno un elevato livello di istruzione con una laurea o anche di più. Alle volte questo è un po' l'identikit delle persone che richiedono di accedere sempre di più al mondo della scuola. Se siete interessati appunto, come detto, ad avere un quadro di quello che è il mondo della scuola in Sardegna a pochi giorni dalla chiusura appunto delle scuole, trovate come detto l'articolo quindi in apertura sulla Nuova Sardegna a firma di Silvia Sanna. E questa era l'ultima notizia anche per oggi. L'appuntamento è sempre per domani a partire dalle ore 8. Se volete recuperare la puntata la trovate sui nostri canali Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Noi come detto ci sentiamo domani. Un saluto da parte mia e da parte di tutta la nostra redazione. Buona giornata, ciao. Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni.
Quadro d'insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.